tutti. Beh, siete in tantissimi, poi invito quelli che sono in prima fila a girarsi, siete veramente in tantissimi. Mi presento, io sono Luca Frasson, sono un architetto, ho 29 anni e sono il vice sindaco e l'assessore all'edilizia del comune di Tombolo in provincia di Padova. Oggi mi trovo sopra questo palco in qualità di candidato consigliere regionale, ma soprattutto nelle vesti di rappresentante della lista Veneto Civico Moretti Presidente. Sono appunto uno dei componenti di questa lista rappresentata da amministratori, da sindaci, da assessori, da consiglieri del nostro territorio. Già il nome della nostra lista è tutto un programma. Mi hanno chiesto qualche giorno fa di parlare circa 3 minuti sopra questo palco, ma direi che già con le sole 2 parole, Veneto e Civico, si potrebbe riassumere in 2 secondi il significato della lista di appoggio ad Alessandra Moretti. Abbiamo ed ho scelto di intraprendere questa avventura mettendo in campo proprio il senso civico che è indispensabile per ogni amministratore di ogni comune, e cioè l'idea di servizio che si ha nei confronti del paese, del territorio e delle persone. Noi metteremo al centro della nostra azione, oggi e per sempre, il cittadino. Siamo fermamente convinti che sia finito il tempo di una politica fatta di ideologie, stemmi di appartenenza e slogan, ma che si debba andare sempre di più verso a una politica fatta di idee concrete e attuabili, idee facilmente trasformabili in progetti, in azioni utili per il territorio, per i cittadini e per le nostre aziende. Solo se la politica fa le scelte giuste potremo dare una svolta al nostro amato Veneto. Devo dirvi da giovane amministratore che ho la possibilità quotidiana di confrontarmi con persone in modo trasversale e di tutte le età, e quello che vedo negli occhi delle nostre persone. Mio nonno mi ricorda spesso che in Italia, quando finì la guerra, c'era molta distruzione e miseria, ma negli occhi delle persone giovani e degli adulti brillava la speranza. Oggi purtroppo vediamo una rabbia latente, vorrei dire. Siamo come infangati dentro ad una palude melmosa. All'inizio di questa mia e nostra corsa alle regionali, nella piazza del mio paese ho visto un cartello con la foto di Salvini. C'era la sua bella faccia, bella tra virgolette, e mi indicava con il dito. Sopra c'era scritto cambiare è possibile. Vedete, qualche volta dobbiamo dare ragione anche a loro. Dobbiamo cambiare, dobbiamo cambiare. E dobbiamo farlo proprio partendo da quella classe politica che ormai ci governa da 20 anni e che è la prima responsabile di questa parabola discendente che stiamo subendo in Veneto. Noi di Veneto Civico ci identifichiamo perfettamente nelle parole che Alessandra molto spesso ripete quando dice: io voglio essere il sindaco del Veneto, non il presidente della regione. Perché io credo che gli amministratori dei nostri paesi siano molto più vicini alle persone, ne conoscono le problematiche, le necessità e anche i sogni di queste persone. Noi di Veneto Civico porteremo passione e ragione. Per me la passione è come la vela di una nave che raccoglie il vento, si gonfia e si muove. La ragione invece è il timone della nave che dirige la forza nella giusta direzione. E poi da amministratori porteremo sicuramente innovazione, è una cosa fondamentale per crescere e per stare al passo con il mondo, perché noi siamo e dobbiamo essere ogni giorno di più cittadini del mondo, non solo del Veneto. Porteremo competenza acquisita con le nostre singole professioni e soprattutto con il ruolo di amministratore, e porteremo responsabilità. È scandaloso vedere tutti i giorni sui giornali e sulle televisioni questi politici che si rimbalzano le colpe l'uno contro l'altro. Le scelte vanno prese, e vanno prese con grande coraggio e grande responsabilità. Da parte nostra troveremo sempre un motivo per fare, non 10 per non fare.
Se c'è un problema siamo convinti che risolverlo assieme sia fare politica, risolverlo da soli è avarizia. Ecco, noi ci mettiamo a disposizione del nostro Veneto e del nostro nuovo grande sindaco Alessandra Moretti, portando competenza e senso civico che sono propri di ogni buona. Tutti insieme ce la possiamo il 21 di maggio, mi raccomando, votate chi veramente può cambiare in modo positivo il nostro amato Veneto. Grazie.